Ecco, devo togliermi un attimo dalla mente quelle immagini perché sennò faccio fatica a continuare a parlare. La commozione del sindaco di Enego Ivo Boscardina al passaggio delle immagini del disastro di Vaia e le conseguenze sui boschi dell'altipiano. Il patrimonio forestale del suo comune è stato quello più danneggiato. La commozione si è trasformata invece in un luminoso sorriso quando gli è stato consegnato l'assegno di 22.500 euro frutto della raccolta fondi della campagna Adotta un albero promossa da Coldiretti Vicenza. Oggi devoluiamo i soldi ricavati da questo progetto al Comune di Enego per creare appunto un percorso didattico dove effettivamente si mette assieme l'associazione, il Comune, la Comunità Montana, il GAL e Veneto Agricoltura appunto per creare un percorso da mettere a disposizione per gli alunni ma anche per tutti i cittadini che vogliono andare nella piana di Marcesina. Qui sarà allestito anche un laboratorio per testimoniare e saggiare diversi tipi di piantumazioni in funzione dei cambiamenti climatici previsti. Un progetto in collaborazione anche con gli alpini di Vicenza. E in più stiamo appoggiando l'iniziativa dal punto di vista anche logistico, qualora venissero organizzati anche dei campi, delle visite scolastiche, insomma il coinvolgimento delle scuole e dei giovani in questa avventura. La cosa molto bella è che c'è stato un partenariato con l'Associazione Nazionale Alpini per un progetto culturale anche, oltre a quello di piantumare. Ecco, Adotta un albero io penso che dovrebbe diventare un progetto per sempre, non solo legato a Vaia.